Buongiorno a tutti, io sono Veronica. Io sono Elena. Siamo due ostetriche che lavorano presso gli ospedali riuniti Padova Sud. Siamo qui oggi per spiegarvi come nel nostro reparto stiamo lavorando per rispettare l'evento nascita e renderlo quanto più possibile vicino ai desideri di voi mamme che state per affrontare questa esperienza unica nella vita. Rispettare il parto cosa significa? Significa dare la possibilità ad ogni donna di vivere l'esperienza del parto, della nascita del proprio bambino secondo i propri valori, la propria cultura, i propri desideri e quanto più possibile secondo le proprie aspettative. Per questo motivo noi cerchiamo di rispettare e preservare la salute del nascituro, ma diamo anche molta importanza alla salute della diade madre-bambino. Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sostengono e ci ricordano che l'esperienza del parto deve essere un'esperienza quanto più possibile positiva per la mamma e per il bambino. È importante quindi che venga accompagnata da una persona di fiducia che la sostenga durante questo evento. Un ruolo fondamentale è anche la condivisione dei piani assistenziali tra i professionisti e la donna. Per questo cerchiamo di puntare alla comunicazione, al consenso in tutte quelle che sono le procedure, non solo quelle che si discostano dalla fisiologia, per esempio l'induzione del travaglio, un parto operativo, un taglio cesareo urgente, un'episiotomia, ma anche per tutte le procedure che vengono messe in atto durante il travaglio, per esempio le posizioni libere, le visite durante il travaglio, il bagnetto che viene fatto al neonato, eventuali farmaci che vengono somministrati alla donna. Rispettare questo evento significa non solo permettere alla donna di farsi accompagnare dalla persona che ritiene più opportuna durante il travaglio e il parto, ma anche di assumere durante il travaglio le posizioni libere, quali carponi sul fianco accovacciata, che permettono di affrontare meglio l'intensità delle contrazioni e quindi supportarle meglio, e permettono anche una miglior mobilizzazione del bacino al fine di favorire l'espletamento del parto. Un fattore molto importante per un parto positivo è che la donna durante il travaglio sia seguita sempre o per quanto possibile dalla stessa ostetrica, con quella che noi chiamiamo assistenza one-to-one. Ecco che nel nostro reparto l'organizzazione del personale permette di avere un'ostetrica dedicata ad ogni donna per quanto possibile, anche in caso di contemporaneità di travagli. Questo permette la creazione di un legame tra donna e ostetrica, di un legame di fiducia e sicurezza, soprattutto anche di empatia, che permette un buon esito del travaglio e del parto. Per salvaguardare la privacy delle mamme che affrontano il travaglio e il parto, le nostre sale parto sono delle sale parto che noi utilizziamo singolarmente e che sono dotate anche di un bagno privato e che quindi permettono alla donna di avere un ambiente protetto e privato. Inoltre durante il travaglio, per il contenimento del dolore, cerchiamo di utilizzare vari strumenti come la cromoterapia, l'aromaterapia, la musicoterapia, le posizioni libere, e anche ci avvaliamo uno strumento principale che è l'acqua. Non solo la doccia, ma abbiamo anche la possibilità di utilizzare la vasca. Nel nostro presidio è possibile anche, se la donna lo desidera, richiedere la partoanalgesia sia durante il giorno che durante la notte, ovviamente in base alle disponibilità dei professionisti. Vogliamo mostrarvi di quali strumenti sono dotate le nostre sale parto. Iniziamo dalla vasca, in cui si può sia eseguire un travaglio sia un parto. Infatti sappiamo che l'acqua ha un gran effetto rilassante. Passiamo poi al valiggio. Come potete vedere, questo strumento, che è posizionato tra le gambe della futura mamma, permette una modificazione dei diametri e favorisce l'espletamento del parto. Nelle nostre sale parto trovate anche questa palla, molto usata durante il travaglio perché permette il rilassamento.
Siamo inoltre poi dotati delle palline da Pilates che servono alla donna per ricevere un massaggio da parte del marito o dell'ostetrica. Continuiamo con lo sgabello olandese che permette il parto con la posizione accovacciata. Per finire vogliamo mostrarvi il rebozo, uno strumento che ci viene dall'arte ostetrica messicana, che viene posizionato sulla pancia della donna e tramite manovre ostetriche non invasive permette un corretto posizionamento del feto. Questi strumenti e la possibilità di avere una stanza travaglio-parto in cui stare con la persona di fiducia, eccola come potete vedere, permettono di creare quell'ambiente sereno e che influenza positivamente l'esperienza del travaglio e del parto. Durante il travaglio abbiamo la necessità di avere informazioni costanti sul benessere fetale. Ecco che per avere un parto rispettato ci avvaliamo della telemetria, che è questo strumento che permette di rilevare il benessere fetale ascoltando il cuoricino senza essere legate ad un monitor, e quindi si possono assumere le posizioni libere oppure muoversi senza nessun vincolo. Allora, dopo la nascita del vostro bambino, se le condizioni del neonato lo permettono, non è indispensabile e necessario tagliare immediatamente il cordone ombelicale, ma anzi è consigliato effettuare quello che viene chiamato clampaggio tardivo, cioè aspettare che il cordone smetta di pulsare da solo in modo da favorire un apporto di cellule staminali maggiore al neonato e quindi effettuare il clampaggio tardivo. Per le mamme che lo desiderano, invece, è anche possibile fare nella nostra struttura la raccolta del sangue cordonale. In questo caso il clampaggio avviene immediatamente proprio per favorire questa raccolta. Dopo la nascita sicuramente viene incentivato da noi professionisti quello che viene chiamato lo skin to skin, ovvero il contatto pelle a pelle immediato del neonato che viene posizionato sull'addome materno asciugato e coperto. Lo skin to skin è fondamentale non solo per favorire quello che viene chiamato bonding, cioè il legame mamma-bambino, ma perché incentiva e aiuta a favorire quello che è l'allattamento precoce, quindi la produzione di colostro quanto prima possibile, e aiuta a termoregolare il neonato e favorisce anche lo sviluppo del microbioma. Nel nostro reparto abbiamo creato una procedura che permette di effettuare una sorta di clampaggio tardivo anche nel caso in cui la nascita avvenga tramite taglio cesareo. Viene effettuata quello che si chiama mungitura del cordone, sempre per favorire questo apporto di cellule staminali al neonato, e poi viene eseguito lo skin to skin anche in sala operatoria. Per aiutare e favorire questo legame mamma-bambino a supporto di questa cosa, nel nostro reparto l'organizzazione prevede che il neonato stia in stanza con la mamma 24 ore su 24, in quello che viene chiamato rooming in. Questo per fare in modo che la mamma diventi sempre più autonoma nella gestione del neonato e anche in supporto del compagno che può passare delle ore durante l'orario di degenza, e ovviamente tramite controllo e supporto dei professionisti. I protagonisti del parto sono la mamma, il bambino e la persona di fiducia che l'accompagna durante questo evento. Per questo è fondamentale che la mamma si senta accolta, che si senta a proprio agio e che si fidi del personale che la accoglie. Quindi mamme, informatevi, andate a conoscere le sale parto, andate a conoscere il personale che vi lavora, perché siete voi le vere protagoniste dell'evento nascita.